Anche le relazioni all'interno dell'azienda e lavorative sono molto cambiate all'interno di questo periodo di emergenza e post-emergenza. Pensate che molti sono stati in cassa integrazione, quindi sono stati a casa, tanti hanno fatto smart working, alcuni hanno fatto un po' smart working e un po' lavoro in presenza. Questo è stato difficile, tenendo anche conto che all'interno dell'ambiente lavorativo siamo abituati alla vicinanza fisica. Per esempio, condividiamo lo stesso computer, mettiamo una mano sulla spalla, andiamo a bere il caffè e la macchinetta insieme. Siamo deprivati di tutto questo e a volte il nostro collega era anche minaccioso perché magari aveva contratto il Covid, perché poteva essere pericoloso, quindi non era più quello che mi aiutava, ma qualcuno che mi metteva in pericolo. Tutto questo ha avuto un impatto e ce l'ha tuttora. Dobbiamo riabituarci a stare in relazione, sentendo l'altro non più come pericoloso, allo stesso tempo mantenendo le tutele, perché tuttora sappiamo che l'emergenza sta migliorando, ma ancora molti passi sono da fare. E quindi anche all'interno dell'azienda sarà importante lavorare per riuscire a migliorare l'aspetto relazionale, perché al lavoro passiamo la maggior parte della nostra vita e questo è molto importante non dimenticarlo.